In Veneto nel primo semestre 2016 sono state segnalate 56 aggressioni, 14 fisiche e 42 verbali, contro un totale di 68 in tutto il 2015, delle quali 27 fisiche e 41 verbali. Sono i dati raccolti da Trenitalia per quanto riguarda i treni circolanti in Veneto. L'ultima, in ordine di tempo, quella di ieri a Treviso, quando un ghanese ha preso a morsi 3 poliziotti che volevano controllare il suo biglietto. Per il presidente Luca Zaia non sono numeri da paese civile, sono il segnale di una situazione preoccupante, di un degrado al quale va posta fine con severità. Qualsiasi tipo di aggressione verbale o fisica a un lavoratore o a una lavoratrice del sistema dei trasporti pubblici, su ferro o gomma che sia, va combattuta e repressa. Chi non paga il biglietto scende e lo deve fare senza tante storie. Zaia conclude dicendo: ricco, povero, italiano, veneto, extracomunitario o immigrato che sia, ora basta, è anche una questione di civiltà, oltre che di ordine pubblico. Il ghanese, protagonista dell'aggressione, intanto è stato condannato a 12 mesi con pena sospesa, quindi è già libero. I sindacati di polizia chiedono maggiori tutele. Se la politica, invece di perdere tempo a discutere se legalizzare o meno la cannabis, perdesse del tempo, o meglio, impiegasse meglio il tempo per pensare a qualcosa di diverso per la sicurezza dei cittadini e delle forze dell'ordine, tutto questo non sarebbe successo. Basterebbe che le forze di polizia fossero dotate di spray antiaggressione e pistola elettrica taser, così da diminuire il corpo a corpo sicuramente del 99%. Quindi nessun ferito ci sarebbe stato a Treviso.